Inaugurata al Tribunale di Agrigento una mostra itinerante dedicata al giudice Rosario Livatino. Al via le giornate di autunno, tappa inaugurale alla caserma Angelone della Polizia di Stato. Non si fermano le ricerche della mamma di Favara, Marianna Bello, dispersa da 11 giorni. Perquisite 2 abitazioni a Villa Seta nell'ambito delle indagini che interessano le auto incendiate dell'ex assessore al comune di Agrigento Ciulla. 33 provvedimenti restrittivi emessi dalla questura di Caltanissetta. Si è conclusa la 3 giorni del convegno organizzato dall'Ordine degli Architetti di Agrigento con la consegna dei premi del concorso La Matita d'Oro. Riapre dopo 13 anni di chiusura il Teatro Regina Margherita da Calmuto con lo spettacolo di Gaetano Ronica. Riparte la stagione teatrale al Posta Vecchia di Agrigento con Mary Cipolla. Ritorna all'Esseneto domani l'Agragas che incontra la squadra di Noto. Panoramica degli allenamenti sportivi della domenica. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di oggi, 11 ottobre, sabato, inaugurata oggi presso il Tribunale di Agrigento la mostra itinerante Sub Tutela Dei, il giudice Rosario Livatino, un percorso espositivo dedicato alla figura del magistrato ucciso dalla SID il 21 settembre 1990. La mostra resterà aperta fino al prossimo 25 ottobre. Le interviste di Davide Sardo. Una mostra dedicata a Rosario Livatino, l'importanza di questa iniziativa. Sì, era opportuno che la mostra, già esposta al convegno di Comunione e Liberazione di Rimini, venisse anche esposta in questa sede, che è la sede naturale, la sede in cui Rosario Livatino ha lavorato. La mostra è un messaggio e nello stesso tempo è un ricordo, è un messaggio per le nuove generazioni, affinché conoscono chi era Rosario Livatino e i valori che egli esprimeva. E è anche un ricordo perché consente appunto di rinnovare la memoria di un sacrificio che alla fine ha giovato alla comunità. Lei ha lavorato con Rosario Livatino, che ricordi ha? Qual è il ricordo più importante, più bello, più significativo? Beh, il ricordo era un amico, era affabile, discreto, leale. Come magistrato era l'esempio del magistrato così come delineato dalla Costituzione e dall'ordinamento giudiziario. Un magistrato indipendente, un magistrato incorruttibile, un magistrato inavvicinabile, un magistrato ligio solamente alla legge. Dottoressa, l'iniziativa quale messaggio intende lanciare? L'iniziativa intende presentare questa bellissima figura di Rosario Livatino, una figura che può dare molto sia dal punto di vista civile sia dal punto di vista religioso. Il messaggio è quello di una persona che ha vissuto una vita intensa, una vita in cui tutti i particolari erano curati al massimo, una vita in cui la fede permeava tutte le attività che lui faceva e può insegnare moltissimo perché il fatto di vivere la vita intensamente, di vivere ogni aspetto della vita cercando di dare il massimo è un messaggio che secondo me è bellissimo. E poi per i giovani soprattutto questo può essere un esempio veramente fulgido a mio avviso di come vivere la propria vita e la propria fede per chi ha la fortuna di averla nella maniera più piena e dando la vita per gli altri, per la comunità in cui si vive. Livatino vive all'interno del Tribunale ed è bellissimo che oggi sia venuto in Tribunale, peraltro proveniente dalla Chiesa di San Giuseppe, perché questa mostra sì, ha il copyright del meeting di Rimini, ma ci è stata subconcessa dalla Curia che ne era la beneficiaria. Quindi è una sorta di miracolo che però era assolutamente giusto che avvenisse.
Apertura ufficiale delle giornate FAI d'autunno alla caserma Angelone della Polizia di Stato con i suoi reperti archeologici e il museo storico. Ad accogliere gli alunni di diverse scuole dell'Agrigentino è stato il questore di Agrigento Tommaso Palumbo insieme ai volontari della delegazione del FAI di Agrigento. Noi eravamo sul posto. Giornate FAI, oggi qui in questura abbiamo visto già i ragazzi che stanno apprezzando i luoghi FAI della questura. Prego, professore. Sì, come hai già annunciato nella conferenza stampa di presentazione per le giornate di apertura FAI, anche la Polizia di Stato partecipa attivamente a questo evento che è importantissimo a livello nazionale, anche inserito naturalmente anche nel programma di Agrigento Capitale della Cultura 2025. È una opportunità ulteriore per rendere visibile, rendere fruibile dei beni che in qualche modo sono nascosti all'interno di una città bellissima come quella di Agrigento, che già ha tantissimo da mostrare e tantissimo conosciuto, ma anche qui ci sono dei tesori nascosti, dei piccoli tesori nascosti. La questura partecipa attraverso la presentazione del suo sito archeologico presente nella caserma Angelone e con la sua piccola mostra nella piccola area museale che abbiamo al nostro interno, con i reperti trovati durante gli scavi che una volta erano custoditi all'interno del museo Grifo e adesso invece sono fruibili e contestualizzati all'interno della nostra caserma, perché facciamo vedere direttamente dal sito archeologico, effettivamente attraverso un percorso anche di ricostruzione storica con una cartellonistica illustrata ad hoc, che cosa erano questi oggetti, come si collocavano all'interno del sito archeologico e qual era l'importanza per l'antica Agragas di questo sito e di questi oggetti ivi ritrovati. Giuseppe Taibbi, oggi qui al via le giornate FAI in un luogo importante e bello che è la questura di Agrigento, che riserva dei tesori nascosti. Siamo onorati di essere qui e ringraziamo il questore e tutto lo staff per poter essere alla caserma Angelone. Ci sono dei pezzi preistorici importanti che sono sicuro i ragazzi sapranno apprezzare, ma noi siamo presenti anche alla caserma dei Carabinieri, oggi siamo presenti anche in due chiese, ringraziamo la diocesi Santa Caterina e Santa Croce, siamo presenti anche al monastero di Santo Spirito, ringraziamo il comune, all'interno un'opera di Malagigi, ci colleghiamo così alle giornate insomma di Agrigento, capitale italiana della cultura. Pertanto vi invitiamo a partecipare, i ragazzi, i genitori, tutti i cittadini di Agrigento e provincia, 9, 13, 15, 18, oggi e domani, veniteci a trovare, giornate di bellezza, ma siate anche generosi perché la nostra giornata è raccolta fondi. La vostra è una missione, la missione del FAI. Eh sì, la missione del FAI, una missione che copre anche oggi in particolare la Colimbetra. Il FAI è Fondo Ambiente, quindi si occupa anche di ambiente, ci siamo occupati di valorizzazione del patrimonio storico-artistico, di paesaggio, oggi ancora di più di ambiente, perché ai giovani dobbiamo lasciare una terra migliore, un mondo migliore. Ruben, oggi sono coinvolte tante scuole della nostra zona. E stiamo vedendo anche un interesse dei ragazzi verso queste giornate FAI. Sì, siamo contentissimi di questo, era il nostro intento sin dall'inizio comunque coinvolgere i giovani e far conoscere loro i beni e tutte le bellezze che ci sono nel nostro territorio. È una missione del FAI e speriamo di portarla avanti per tanto tempo. Ecco, tra i luoghi FAI anche quello del Giardino della Colimbetra? Sì, il Giardino della Colimbetra è un bene del FAI, uno dei 72. Che il FAI ha restaurato e riaperto al pubblico grazie alla raccolta fondi e a giornate come le giornate FAI d'autunno, che sono appunto destinate a raccogliere appunto fondi per i nostri restauri, le nostre riaperture e la valorizzazione di beni culturali in giro per tutta Italia. Il Giardino della Colimbetra è aperto dalle 10 alle 18, è aperto per giornate FAI d'autunno, ma ovviamente è aperto tutti i giorni, quindi vi invitiamo a
a visitarlo. Oggi 11 ottobre ci sarà la possibilità di visitare gli scavi guidati dalla professoressa Lambrugo dell'Università di Milano, scavi archeologici ovviamente in collaborazione con il Parco della Valle dei Templi. Poi ci sarà domani invece, domenica 12, ci sarà la visita con me alle ore 11. Poi entrambi i giorni ci sarà la possibilità di visitare l'ipogeo Colimbetra Porta Quinta insieme agli amici di Agrigento Sotterranea. Che ne pensi di questa iniziativa? È stata molto bella, molto ispirativa e molto culturale. Lei vuole dire qualcosa? No, sono d'accordo col ragazzino, anche perché sono dei luoghi che non si erano mai visti aperti al pubblico, e quindi è una buona opportunità per tutti per poter... Vuoi dire qualcosa? Sì, a me questa esperienza è piaciuta tantissimo. C'erano cose antiche dell'antica Grecia, poi abbiamo visitato dei vacchetti. Vi consiglio di venire tutti qui. Professor Arnone, concluda lei? Io concludo dicendo che ringrazio intanto per l'invito la delegazione provinciale, perché è sempre una grande opportunità per i ragazzi, e quindi noi professori facciamo da testimoni per vie traverse, anche per far sì che nasca nei ragazzi l'amore per la bellezza che ci circonda. Lei spiega ai ragazzi... Sì. Mi dica qualcosa, sì. Noi siamo qui nella mostra Segreta Agrigento, Radici d'Antico, e è una mostra che spiega come gli antichi in quest'area della città, che è dentro la caserma Angelone, vivevano, e in particolare grazie agli scavi che sono stati condotti negli anni 60 dal compianto Ernesto Di Niro, vediamo proprio come gli antichi vivevano qui, vediamo i materiali che hanno recuperato all'interno di questi scavi, e noi Università di Bologna, in collaborazione con il Parco Valle dei Templi di Agrigento, siamo riusciti a valorizzare questi materiali con questa mostra, proprio per restituire alla comunità di Agrigento una parte importante della loro storia. Non si fermano e andranno avanti anche la prossima settimana le ricerche di Marianna Bello, dispersa da 11 giorni, quando un fiume d'acqua l'ha trascinata lungo il convogliatore delle acque piovane di Piazza Libertà. Non ci sono più speranze di ritrovare la casalinga favarese in vita, ma i soccorritori non si fermano un momento. I vigili del fuoco, con tutte le specialità, protezione civile, carabinieri, poliziotti, finanzieri e tanti volontari distribuiti in varie squadre, continuano a cercare nel vallone, perlustrando le sponde del fiumiciattolo, anfratti e canneti, pozze d'acqua che vengono svuotate. Lunedì mattina torneranno in azione i cani molecolari dei carabinieri del centro di addestramento di Firenze. Sono andati via a causa di un impegno già prefissato a Viterbo per il fine settimana. Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, anche lui dal 1° ottobre, giorno del violento nubifragio, è impegnato in prima persona nelle ricerche. Una famiglia ancora spera e aspetta, così come tutta la comunità di Favara, ha dichiarato il primo cittadino di Favara. E continuano senza sosta le indagini relative alle 2 auto bruciate di proprietà dell'ex assessore Costantino Ciulla e della moglie, e si rafforza l'ipotesi di un gesto doloso, anche se non sono state trovate tracce di inneschi né di liquido infiammabile. In ogni caso la dinamica e l'espansione delle fiamme, divampate soprattutto in altezza, lasciano dubbi sull'origine dell'evento. Si tratta di capire se si sia trattato di un attentato incendiario con rogo doloso oppure se si sia trattato di un fatto accidentale riconducibile a un cortocircuito. I carabinieri del comando provinciale di Agrigento nel frattempo hanno perquisito 2 abitazioni, intensificato i controlli a Villa Seta. Le perquisizioni hanno riguardato 2 persone, una delle quali imputata nell'ambito dell'inchiesta sul clan mafioso di Villa Seta. Contestualmente i carabinieri insieme alla polizia hanno avviato più controlli straordinari del territorio, con posti di blocco, multe e verifiche sulla circolazione stradale.
Il questore di Caltanissetta, Pinuccio Albertino Agnello, ha emesso 33 provvedimenti applicativi di misure di prevenzione. Di questi, 23 riguardano l'avviso orale notificato a soggetti arrestati e denunciati dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri nel territorio nisseno, poiché si sono resi protagonisti di condotte pericolose e antisociali, tentata rapina, rissa, resistenza al pubblico ufficiale, minacce, tentato omicidio, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione di armi. 7 ammonimenti per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia sono stati emessi nei confronti di uomini che si sono resi autori di stalking, lesioni personali e percorse, 6 di essi nei confronti di coniugi ed ex compagne, e in un caso le reiterate e plurime condotte di atti persecutori percorse sono state invece perpetrati nei confronti dei propri genitori. L'area progressista invita ad Agrigento Ismaele Lavardera, e questo è il gesto di concreta solidarietà e vicinanza che vogliamo dare a un parlamentare amico che per il suo impegno da oggi è costretto a vivere sotto scorta. Lo annuncia in una nota il portavoce dell'area progressista Nuccio Dispenza. Lavorare per il primato della legalità, per il rispetto dei diritti e delle regole, aggiunge, evidentemente dispiace a un blocco politico ed economico che in Sicilia vorrebbe far valere la prepotenza e l'ingiustizia. A Palermo, come ad Agrigento, conclude Dispenza, con Ismaele Lavardera condividiamo impegno e valori, ieri come oggi, come per il futuro. 40 milioni di euro per incentivare la diversificazione delle attività svolte dalle aziende agricole per favorire la crescita economica e lo sviluppo sostenibile nelle zone rurali, contrastando lo spopolamento di queste aree. Ce ne parlano meglio i colleghi di Trapani. Tra borghi che si svuotano e giovani che partono, la Sicilia prova a riscrivere il destino delle sue campagne. Un bando regionale da 40 milioni di euro punta a creare opportunità e lavoro, valorizzando chi resta ed investe nei territori rurali. E questo è l'obiettivo del bando pubblicato dall'assessorato regionale dell'agricoltura nell'ambito della misura SRD3 del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027. Il contributo è destinato a sostenere la diversificazione delle attività agricole, incoraggiando gli imprenditori del settore ad ampliare la propria offerta, dall'agriturismo alla trasformazione dei prodotti fino alle attività educative e sociali in fattoria. La misura punta anche a favorire la crescita economica sostenibile, valorizzando le risorse naturali e culturali dei territori, un'occasione importante soprattutto per i giovani che vogliono investire in agricoltura. Il bando prevede aiuti pari al 60% per le piccole, al 50% per le medie e al 40% per le grandi aziende. Il governo Schifani, al fianco degli imprenditori, sottolinea l'assessore all'agricoltura Luca Sammartino, che continua un aiuto concreto per incentivare la diversificazione aziendale e favorire la creazione di agriturismi e attività sociali e didattiche nelle zone rurali. I beneficiari del provvedimento sono imprenditori agricoli singoli o associati, con l'esclusione di coloro i quali svolgono esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura. Le domande si potranno inviare esclusivamente attraverso il portale SIAN dal 5 novembre al 5 febbraio prossimi. Un investimento che parla di futuro e di radici. 40 milioni di euro per coltivare non solo la terra, ma anche le speranze di chi vuole restare e far crescere la Sicilia. Il Comune di Agrigento compie un ulteriore passo avanti nel percorso di bonifica della discarica dismessa di Contrada Consolida. Dopo l'approvazione del progetto esecutivo e l'avvio delle procedure di gara, è stata aggiudicata in via definitiva la realizzazione dei piani di indagini preliminari alla ditta Construction e Consolidation per un importo contrattuale di 124.802 euro. Con successivo provvedimento l'amministrazione ha affidato al geologo Gioacchino Volpe le prestazioni professionali di direzione dei lavori, collaudo, rendicontazione, contabilità, certificato di regolare esecuzione per garantire il pieno controllo tecnico e amministrativo delle attività di indagine.
Il sindaco di Agrigento Miccichè e la giunta comunale affermano si tratta di un passaggio determinante che dà piena attuazione al finanziamento concesso dalla Regione Siciliana, Assessorato all'Energia e Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento dell'Acqua e Rifiuti. Le indagini ambientali che saranno avviate consentiranno di definire in modo puntuale lo stato di contaminazione dell'area e di programmare gli eventuali interventi di bonifica. E l'Assemblea regionale siciliana ha approvato la norma di legge presentata dal governo Schifani che incrementa di ben 10 milioni di euro per il 2025 il fondo risorse decentrate destinato al trattamento economico accessorio del personale del comparto non dirigenziale della regione siciliana in linea con la previsione normativa nazionale. La misura consentirà di armonizzare il trattamento accessorio dei dipendenti regionali con quello delle amministrazioni centrali, riducendo un gap economico che negli ultimi mesi ha spinto molti vincitori di concorso a scegliere altre realtà pubbliche del gran lunga più vantaggiose. Per iniziativa del Soroptimis di Agrigento, il comune di Ravanusa ha firmato ieri la carta etica. L'intervista a Paola Toscano, presidente del Soroptimis Club di Agrigento, fatta da Margherita Trupiano. Paola Toscano, oggi un importante momento per il club Soroptimist di Agrigento con la firma della carta etica dello sport femminile da parte del comune di Ravanusa. Come nasce questa idea? Quali sono gli scopi che si prefigge? Quale sarà il lavoro che farete con il comune? Allora, gli scopi che ci prefiggiamo sono sicuramente quelli del nostro club, il Soroptimist International, che promuove questa iniziativa, questo progetto nazionale Donne Sport, per garantire a tutte le donne la possibilità di partecipare fin dalla più tenera età agli sport di qualsiasi genere e tipo, non solo quelli che sono da sempre standardizzati per le donne, ma qualsiasi tipo di sport. Le donne possono farlo e le donne possono trascinare tutta la società verso un sistema di eguaglianza, verso un sistema che garantisca i diritti di tutti. Quindi partiamo dalle donne sicuramente per arrivare ai diritti di tutti, e questo è il nostro progetto. E il comune di Ravanusa ha risposto positivamente. Come valutate anche la presentazione che ha fatto il comune della sua attenzione verso lo sport come modello educativo e anche di crescita sociale? È una cosa molto bella questa, perché dimostra la grande sensibilità che ha dimostrato il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e il Sindaco di questa piccola città, 10.000 abitanti, però tutti impegnati nello sport, perché ci sono 3 scuole calcio maschili e femminili, ci sono le scuole di pallavolo, le scuole di pallacanestro, ci sono tante iniziative che riguardano lo sport, e per un paese così piccolo è veramente una punta di diamante. E questo ci rende orgogliosi perché siamo siciliani, no? Questo ci rende veramente felici di essere partecipi in qualche maniera anche di questa stupefacente realtà. Riaperto a Racalmuto il Teatro Regina Margherita dopo 13 anni di chiusura con lo spettacolo We Can Be Heroes, Possiamo essere eroi, di Gaetano Aronica, accompagnato al pianoforte da Salvatore Galante. Aronica è anche stato nominato direttore artistico del teatro tanto caro a Leonardo Sciascia. Noi abbiamo seguito la manifestazione. Questa per me, per la Giunta Comunale, per il Consiglio Comunale, ma credo per l'intera città di Racalmuto, è una serata importantissima. Dopo tanti anni riparte il Teatro Regina Margherita. Un bel applauso, scusate. E riparte con una pagina straordinaria di vero teatro. 2 artisti immensi, lasciatemelo dire, il maestro Salvatore Galante e il mio grande amico affettuoso Gaetano Aronica. Credo che stasera abbiamo assistito veramente a una pagina di vero teatro, abbiamo sentito recitare
un vero attore che ha scandagliato tutte le corde del teatro, della recitazione, attraversando anche momenti importanti della storia del nostro paese. Ma lasciatemi dire che il Teatro Regina Margherita riparte con Gaetano Aronica, perché ha accettato di dirigere questo teatro senza alcun compenso, soltanto con un minimo di rimborso spese. È un attore o un regista del suo valore, per Racalmuto è un grandissimo onore, e ha dimostrato immediatamente la sua grande capacità, non soltanto di attore e regista, ma anche organizzativa, ma soprattutto per i suoi rapporti personali ed artistici. È riuscito in qualche settimana a mettere su il cartellone del Teatro Regina Margherita per l'anno 2025, che lui stesso adesso accennerà, ma che presenteremo domani, in pochissimo tempo e soprattutto quasi senza soldi, perché dobbiamo dirle le cose come stanno. Noi abbiamo pochissime risorse finanziarie, ma noi non potevamo stare fermi, non potevamo assistere al delitto di questo straordinario teatro chiuso, e quindi ci siamo spesi e abbiamo avuto la fortuna, ripeto la fortuna, di avere la disponibilità di Gaetano. C'è un cartellone bellissimo, straordinario, lo conoscerete, e credo che il Regina Margherita riprenderà al più presto il posto che merita. Questo è un teatro storico, lo sapete tutti, è stato inaugurato prima del Pirandello di Agrigento ed era il teatro di stucchi, ori e velluti, diceva Sciascia, dove ho visto il più bel teatro della mia vita. Oggi riapre il Teatro Regina Margherita Racalmuto e tu sei il direttore artistico e hai avuto un debutto molto apprezzato dal pubblico. Ecco, brevemente, cosa ti ha spinto a fare questa scelta? L'ho detto prima al pubblico, intanto è bellissimo vedere tutto il pubblico sul palco, perché proprio si è creata una bella, quello che si dovrebbe creare a teatro, una bella energia, una ritualità. Sono felicissimo, mi piacciono le cose in salita, mi piacciono le scommesse, questo è un teatro che merita di essere frequentato, di rivivere, grazie ai racalmutesi, ma anche grazie agli abitanti della provincia e agli agrigentini, grazie a tutte le persone che vorranno rendere questo teatro quel gioiello che merita di essere, per cui io sono qua a raccogliere la sfida. Lo spettacolo di ieri sera lo hai riproposto con il pianoforte, con la musica. Sì, e questo è uno spettacolo con il mio cavallo di battaglia, e io lo cambio sempre, lo modifico, lo modulo. Adesso ho trovato in Salvatore un ottimo collaboratore, ci divertiamo tantissimo perché inventiamo, anche in scena si vede. Guarda, quando si lavora divertendosi, non succede spesso, in nessun lavoro credo, ma quando si riesce a divertirsi è una cosa bellissima, per cui stasera ci siamo divertiti noi e il pubblico, ci siamo emozionati noi e il pubblico, e che può volere di più un artista? Stare qui nel teatro di Leonardo Sciascia, voglio dire, sai, ci sono cose nella vita che non hanno un prezzo. Un camion che trasportava bottiglie, lattine e vario materiale è andato a fuoco sull'autostrada A19 intorno alle 3:30 di notte, nel tratto tra Tremonzelli e Rosa in direzione Catania, nel territorio comunale di Polizia Generosa, in provincia di Palermo. L'incidente è avvenuto al chilometro 75 e non ha coinvolto altri veicoli. Fortunatamente non si registrano feriti gravi, ma il rimorchio del mezzo è stato completamente distrutto dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme alle forze dell'ordine e alle squadre dell'ANAS. Le operazioni di spegnimento sono state portate avanti per diverse ore dai pompieri provenienti dai distaccamenti di Petralia Soprana, Termini Merese e Brancaccio. Una volta domato l'incendio sono iniziate le attività di pulizia del manto stradale e la rimozione della carcassa del camion, affidata a personale specializzato. Per consentire i soccorsi, l'autostrada è rimasta chiusa in direzione Catania per alcune ore. Adesso una corsia è stata riaperta e la circolazione procede a senso unico alternato. Sono in corso le indagini per risalire alle cause esatte dell'incidente. Linea alla regia per la pubblicità. I valori dell'architettura ieri pomeriggio sono stati al centro di un convegno internazionale organizzato dall'Ordine degli Architetti di Agrigento,
dal titolo I luoghi di culto nel Mediterraneo. Sul palco il Teatro Pirandello, gremito per l'occasione, si sono avvicendati relatori di fama internazionale come Gwendalina Salimè e Mario Cucinella, a cui sono stati assegnati i premi di architettura Agrigento 2025, mentre all'architetto Gianluca Peluffo è stato conferito il premio Matita d'Oro nel Mediterraneo, autore del progetto della moschea realizzato a Socna in Egitto. L'ampio servizio. I valori dell'architettura ieri pomeriggio sono stati al centro di un convegno internazionale organizzato dall'Ordine degli Architetti di Agrigento dal titolo I luoghi di culto nel Mediterraneo. Sul palco del Teatro Pirandello, gremito per l'occasione, si sono avvicendati relatori di fama internazionale come Gwendalina Salimei, Mario Cucinella, a cui sono stati assegnati i premi Architettura Agrigento 2025, mentre all'architetto Gianluca Peluffo è stato conferito il premio Matita d'Oro nel Mediterraneo, autore del progetto della moschea realizzato a Socna in Egitto. Sì, abbiamo ospitato relatori di alta caratura internazionale, abbiamo ospitato autorità del nostro sistema ordinistico nazionale e internazionali. È stata una giornata in cui abbiamo celebrato l'architettura quale linguaggio universale di confronto tra i popoli, in grado di superare quelle divergenze politiche, culturali, alcune volte anche religiose, che spesso alimentano, sempre più spesso, alimentano tensioni e conflitti nel mondo, come quelli drammatici che stanno vivendo i popoli dell'Ucraina e della striscia di Gaza. Il tema che abbiamo scelto è quello dei luoghi di culto, ed è certamente azzeccato rispetto a questa tematica, e oggi con tutti questi contributi su questo tema noi di fatto offriamo alla città di Agrigento l'opportunità di essere per un giorno una finestra, di fruire di una finestra internazionale sul proprio ruolo di cerniera euro-mediterranea, quantomeno dal punto di vista culturale. Il problema è che noi vorremmo che la città di Agrigento si dotasse di tutte le infrastrutture necessarie affinché questo ruolo lo potesse recitare non soltanto dal punto di vista culturale, ma anche da quello di vista economico e commerciale. Per far questo ci vogliono i porti, ci vogliono le strutture, ci vogliono gli aeroporti, quindi diciamo che oggi un passo importante che deve essere completato poi con una strategia di potenziamento del territorio e di valorizzazione del territorio della nostra terra. Il Presidente nazionale le ha svolto i complimenti per il tema del concorso CETO. Certo, per partire, per valorizzare l'architettura da questo punto di vista, no? Come linguaggio universale di confronto tra i popoli, per superare le divergenze, proprio il tema degli edifici di culto è proprio centrato. Poi, se vogliamo, noi abbiamo fatto pure il concorso di progettazione sulle chiese, sulle sinagoghe, sulle moschee, e quindi diciamo questo ha di fatto creato un dialogo, un confronto tra le varie culture del Mediterraneo, che poi ricordiamoci è la vera culla del linguaggio architettonico mondiale, il Mediterraneo. Quindi, ad esempio, ha vinto il premio Matita d'Oro del Mediterraneo un italiano, Gianluca Peluffo, ma con un progetto che riguarda una moschea, non una chiesa, una moschea realizzata in Egitto, a Socna. Quindi ecco come viene fuori la trasversalità dell'architettura che noi abbiamo voluto evidenziare con il nostro evento. Presidente, nel corso del convegno sono stati consegnati diversi premi, tra cui quello della Matita d'Oro, ma anche altri riconoscimenti. Sì, innanzitutto è stato riconosciuto, consegnato a Gwendalina Salimei il premio Agrigento 2025 per l'architettura costiera, mentre all'architetto Mario Cucinella
è stato riconosciuto il premio sempre Agrigento 2025 per l'architettura sostenibile. Gli altri premi invece riguardano il premio Matita d'Oro del Mediterraneo, che è stato vinto da Gianluca Peluffo, e quindi ovviamente la Matita d'Oro è stata attribuita, è stata consegnata a Gianluca Peluffo, e poi al secondo, al terzo e tutti i menzionati sono state consegnate delle targhe di ricordo. Dunque, intanto un grande onore ovviamente questo premio. Credo che sia il lavoro sugli spazi religiosi sia uno dei temi più interessanti e più direttamente collegati a quello che è il cuore del nostro mestiere, che è quello di creare le connessioni fra il sentire individuale e la collettività. Ed è chiaro che dentro un tema di culto e di religione e di credo, quindi questa connessione sia un tema davvero stimolante e anche difficile. Io ho avuto la fortuna di essere incaricato dai nostri clienti di religione musulmana all'interno di un progetto di una città di costruire questa moschea. Loro ci hanno dato grande fiducia. Questo credo perché da una parte per una questione di cultura del popolo egiziano, di grande apertura e di grande interesse verso la cultura mediterranea, quindi la cultura italiana anche, ma anche perché la loro idea era quella di ricercare qualcosa che non fosse una modalità, come dire, dentro un percorso già conosciuto. Quindi la sperimentazione credo che fosse uno degli aspetti che loro desideravano di più provare con questo progetto. E quindi è stata un'esperienza, ed è un'esperienza molto, molto interessante, molto arricchente. Devo dire che ero molto curiosa di venire a Agrigento perché era un po' di anni che non venivo qui, e quindi diciamo vedere la città della Valle dei Terzi, ma insomma tutta la sua storia mi ha fatto molto piacere. E poi è interessante perché comunque il tema degli edifici di culto a me interessa molto, il Mediterraneo, questo rapporto tra i popoli, anche tra le religioni diverse, che in questo momento ahimè è anche molto, diciamo, attuale, ma lo è sempre stato tutto sommato. Quindi queste tre religioni monoteiste che nascono allo stesso ceppo, nascono diciamo nello stesso luogo, Gerusalemme, ma poi in qualche modo hanno delle strade diverse, e quindi è interessante che noi architetti ce ne occupiamo. Io dico sempre un po' l'architettura potrebbe diventare anche un tema del linguaggio di pace, come dicevo, ovvero cercare attraverso l'architettura di integrare le conoscenze reciproche affinché non ci siano poi dei conflitti, perché poi il conflitto è sempre non conoscenza, cioè è sempre in qualche modo un'idea dell'altro, no? Sbagliata e anche forse preordinata. Quindi l'idea di inserire anche in questi centri interreligiosi, che vuole dire anche centro culturale, dove le tre religioni stanno insieme, mangiano, hanno delle attività comuni, ma ognuno ha il suo luogo diciamo deputato per la preghiera, perché è diverso, ovviamente abbiamo delle liturgie diverse e quindi anche delle, come dire, delle azioni diverse. Quindi questo mi sembra che poi la città, un po' come abbiamo detto, è una città che è un po' simbolo anche di questa integrazione, in quanto è sta in un punto strategico di affaccio sul Mediterraneo, e quindi su affaccio di questi popoli di religioni anche diverse. Quindi i luoghi di culto diventano anche, come dire, centro di conoscenza, di integrazione, non di divisione. Quindi in questo senso è molto importante poi studiarli, approfondirli, anche, come dicevo, anche riutilizzarli, ripensarli come nuovi, no? Come fu fatto anche sempre nell'antichità, che diciamo i luoghi di culto poi vengono usati in modo diverso, vengono riutilizzati e vengono anche ripensati, no? Anche per altre forme di cultura, tanto la radice è la stessa. Ma è un riconoscimento dell'ordine che insomma premia l'impegno di questi 30 anni di lavoro, sempre orientato all'attenzione ai temi di relazione tra l'architettura e l'ambiente, quindi mi fa piacere che anche l'ordine abbia questa attenzione, che credo sia l'agenda fondamentale del futuro di questo mestiere. Quindi in questo senso credo che sia anche un modo per affermare la necessità
di muoversi in quella direzione, quindi spero che anche questo premio, più che riceverlo, che è un piacere, è anche quello di divulgare una cultura che è assolutamente necessaria. Ecco, quale sarà il suo contributo alla 3 giorni di oggi? Lei interverrà durante il convegno? Sì, presento 3 lavori, uno è su questa chiesa che abbiamo costruito a Mormanno nella Calabria, insomma, nel Parco del Pollino, un intervento a Palermo su una piccola sala del museo in sostituzione di un edificio abbandonato nel cuore della città, e un intervento sul Creto di Burri per un visitor center. Quindi sono piccoli interventi, ma che sono quei interventi che curano le ferite del territorio. 30 anni di attività, sicuramente avrà fatto tante esperienze. Cosa ci può dire meglio? Come è cambiata anche la professione in questi 30 anni? Beh, la professione non è più quella di una volta, soltanto a pensare agli strumenti di lavoro, stiamo parlando di 30 anni fa in cui si lavorava con una penna e una carta, oggi si lavora con il computer, il mondo digitale, tutto l'apporto dell'intelligenza artificiale, i programmi della modellazione, insomma è cambiato questo mondo che richiede comunque un livello di preparazione molto più importante di prima, ma se non altro in questi ultimi decenni è cresciuta un'attenzione più particolare non solo ai temi della sostenibilità, ma questo rapporto anche tra uomo e architettura, cioè tra l'ambiente umano e l'ambiente costruito, che è poi il tema delle città, le trasformazioni urbane, le rigenerazioni urbane. Sì, è un'iniziativa dell'Ordine di Agrigento a cui il Consiglio nazionale ha aderito con la sua patrocinio e con la collaborazione. Riteniamo che il tema sia di grande attualità. Parlare di luoghi di culto in questo momento può essere di aiuto per tutto il sistema del bacino mediterraneo. È stata una 3 giorni intensa dove vi siete confrontati su tematiche di livello nazionale. Che se ne parli? Sì, in questi 2 giorni c'è stata la conferenza nazionale degli ordini in Italia, abbiamo valutato diverse situazioni che riguardano il mondo delle professioni e il sistema ordinistico, e su questo il dibattito è stato ampio e di grande interesse. Ecco, cosa è emerso principalmente? Beh, sicuramente il disegno di legge legislativo del governo sulla riforma delle professioni è stato l'elemento centrale di discussione, è una grande occasione che ci si viene a prospettare davanti e sulla quale noi siamo pronti e impegnati insieme a tutte le altre categorie professionali a dare il nostro contributo. Come Presidente nazionale qual è il suo tipo di intervento? Il mio intervento sarà di saluti e cercherò di dare il contributo dal punto di vista, diciamo, dell'aspetto della capacità dell'architettura sacra di contribuire all'unione dei popoli. Presidente Cercabrino, un bilancio di questi 3 giorni dedicati ai luoghi di culto nel Mediterraneo. Sì, questa sera stiamo celebrando un convegno di grandissima importanza dedicato per l'appunto ai luoghi di culto del Mediterraneo, che si caratterizzerà per l'intervento di luminari, di illustri rappresentanti di fama mondiale dell'architettura, autorevoli interpreti dell'architettura contemporanea come Gwendalina Salimei, Mario Cucinella, Gianluca Peluppo, Maria Cristina Finucci e tanti altri, il cui contributo darà dei numerosi spunti di riflessione per l'argomento trattato. Il convegno di questa sera, che costituisce, come dicevo, un fatto straordinario, segue a ruota un altro evento che si è appena concluso, quello della Conferenza Nazionale degli Ordini degli architetti italiani, che per la prima volta si è celebrata ad Agrigento. E riapre stasera il Teatro della Posta Vecchia di Giovanni Moscato, il primo appuntamento della stagione, e con Mary Cipolla con uno spettacolo di cabaret dal titolo Come si può spiegare, con replica domenica alle ore 21. Passiamo allo sport. Dopo 2 vittorie consecutive, 5 gol fatti e nessuno subito, l'Agragas torna finalmente a casa. Domenica alle 15:30 i biancazzurri ospiteranno allo Stadio Seneto il Noto in una gara tutt'altro che semplice. Ce ne parla meglio il collega Carmelo Lentini.
Ecco la pagina dello sport domenicale riguardante il calcio. Nel girone I Serie D si gioca la 7ª giornata di campionato e il Castrum Favara, dopo un paio di sconfitte consecutive, è atteso da una trasferta molto insidiosa sul campo di Torre Nunziata contro il locale Savoia. Solo un punto in 3 gare, ma vediamo quali sono le altre gare della giornata. Athletic Palermo Enna, Acireale Gela, Messina Regina, 9 Gea Virtus e Sambiase e Ragusa Gelbison, San Gataldese Paternò, Savoia Castrum e Favara sarà arbitrato da Ismail di Rovereto e Vibonese Milazzo e Lamezia Nissa. E passiamo al campionato di promozione. L'Agregas contro il Noto insegue la 3ª vittoria consecutiva per consolidare la vetta della classifica, in attesa anche degli altri risultati della giornata. Sinora la compagine di Sebi Catania è in compagnia del Priola, dello Scordia ed anche del Santa Croce, tutte a punteggio pieno, ma potrebbe essere una giornata importante ai fini della classifica generale, in quanto lo Scordia gioca in casa con il Serra di Falco, il Santa Croce sarà impegnato nello scontro diretto proprio con il Priolo Gargallo. Ecco perché la classifica alla fine della giornata potrebbe cambiare dal punto di vista tecnico. L'Agregas si presenta al gran completo e c'è solo l'imbarazzo della scelta per l'11 da schierare. In gran forma gli attaccanti Tel Lopez, autore di una bella tripletta esterna e poi anche tripla alla sua seconda marcatura stagionale. Il match del Seneto, inizio 15:30, è stato affidato all'arbitro Enrico Corvaglia di Catania con assistenti Davide Chicchirillo e Marco Garofalo, entrambi della sezione di Palermo. Noi dobbiamo proseguire il nostro percorso. E affrontiamo una squadra che ha fatto benissimo l'anno scorso, allenata anche da un allenatore giovane e preparato, per cui sappiamo le difficoltà dell'incontro. Per il resto noi dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo con molta umiltà e soprattutto con molta serenità. L'hai ripetuto tante volte, in questa prima fase di campionato bisogna scendere a un livello di aggressività, impattare le partite nel modo migliore. A che cosa ti riferisci esattamente? Mi riferisco che ci dobbiamo adattare velocemente al campionato, perché non possiamo pensare di poter disputare partite e non impattarle bene, come quella di domenica. Significa entrare subito in campo duri nei contrasti, decisi, vogliosi di fare bene. Non abbiamo tempo da perdere, lo dico sempre. Noi non dobbiamo avere l'assillo di poter sbloccare le partite, ma nemmeno possiamo iniziare con una marcia ridotta. Recuperano alcune squalifiche, in linea generale come sta la squadra? No, la squadra sta bene, finalmente abbiamo recuperato, abbiamo scontato tutte le squalifiche, domenica ci rientra pure King con Yeboah, abbiamo ampie scelte, i ragazzi stanno bene. È chiaro che giornalmente lavorano per conquistarsi il posto, perché tutti sono utili, tutti si devono far trovare pronti, perché abbiamo anche la competizione della Coppa Italia, per cui, però ti ripeto, non mi posso lamentare perché è un gruppo di ragazzi che sta lavorando bene dal primo giorno e mi danno ampie garanzie. È più difficile fare scelte quando hai l'intera rosa a disposizione o quando sei obbligato? No, preferisco avere la rosa a disposizione e essere messo in difficoltà dai ragazzi, perché ti posso garantire che quando sei in emergenza ti devi inventare anche ruoli che non sono giocatori che non sono di ruolo, per cui preferisco avere la rosa a disposizione, fare delle scelte in maniera serena, e diciamo che poi e lì si vede poi che comunque il compito dell'allenatore, no? Nel momento in cui fai delle scelte con tutta la rosa a disposizione. Il calcio è fatto anche di piccoli gesti, di piccole cose, ti sei preso i complimenti domenica anche per il comportamento esemplare dei ragazzi in campo e nello spogliatoio. Ma noi non dobbiamo mai dimenticare che ognuno dei ragazzi, dei giocatori, dietro le spalle porta il suo nome. E poi non dobbiamo dimenticare che poi noi comunque siamo l'Agregas e dobbiamo avere un comportamento di stile che deve essere un comportamento di
di rispettare quello che è l'avversario, di rispettare anche gli ambienti dove andiamo. Ma l'ho detto fino a ieri sera che abbiamo fatto una cena in famiglia. Io ho un gruppo di ragazzi che oltre ad essere professionisti sono anche un gruppo di ragazzi educati, forse tante volte fin troppo educati, però va bene così. E vediamo ora un'ampia panoramica sportiva delle altre serie di calcio curata sempre dal collega Carmelo Lentini. Per quanto riguarda il campionato di eccellenza Girone A, trasferta a Partinico per il Licata che anticiperà questo sabato e che cerca i 3 punti in palio per mantenere la vetta della classifica. Chi sta a guardare con attenzione a questa gara è il Camarat che in casa affronterà il Montelepre. Stessa cosa si dica per l'Unitas Sciacca che gioca tra le mura amiche contro il Castellammare. E scendiamo ancora di categoria. In prima categoria Girone B l'Empedoclina di Mariano Cordaro, dopo aver ottenuto la prima vittoria del campionato, in questo turno sarà impegnato sul campo del Prizzi. Per quanto riguarda le altre agrigentine, l'Alessandria La Rocca giocherà in casa con il Villabate, mentre il Cenciana sul proprio campo se la vedrà con lo Sporting Termini. In seconda categoria sempre Girone B con il Bovo Marina Montallegro, neocapolista, con Favara e River Platanis e a ridosso della metà classifica e con il Meva ancora a secco di punti, si giocherà la terza giornata che prevede i seguenti impegni per le agrigentine. Il Bovo Marina Montallegro ospita il Saraceno San Giovanni Bosco, il River Platani gioca a Giuliana, mentre il Favara Calcio in casa con il Campo Felice di Roccella. E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Via Sicilia alle 15 alle 20 con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo un buon fine settimana.